Grandi aspettative per questa penultima giornata di campionato. Il Sant'Olcese infatti potrebbe aggiudicarsi la promozione, mentre il Mele ha l'ultima possibilità per salvarsi dai playoff. Già al 9° minuto calcio di punizione per i padroni di casa. Argirò cerca Morgavi, ma la palla finisce tra i difensori giallo-blu che rischiano un clamoroso autogol. Il Sant'Olcese però continua ad attaccare e al 15° il colpo di testa di Fiorito che però viene deviato in angolo da Ventura. Al 20° un'altra splendida punizione di Argirò offre l'occasione a Zangla di mettere la palla in porta e ottenere così il vantaggio. Rivediamo insieme l'azione. Inizia il secondo tempo e i bianchi continuano ad attaccare. Il cross di Bruzzese al 3° minuto per Fiorito fa sperare in un 2-0, ma il tiro è fuori. Finché al 30° Zangla scarta inaspettatamente il portiere ed è gol! Inutile il tentativo di salvataggio di Buonapane. Il Sant'Olcese ha ormai la vittoria in tasca eppure continua a logorare gli avversari, tanto che Valente si ritrova addirittura con la maglia strappata. Una partita che ha visto la squadra di Repetti protagonista e infatti ancora al 37° Bruzzese in area, ma non riesce ad arrivare in tempo sul passaggio di Fiorito. Ed eccoci qua in attesa con la squadra per il risultato del Masone per festeggiare la eventuale promozione. Una doppietta importante quella di oggi. Sì, importantissima, ma avessimo vinto al 90° con un autogol era uguale lo stesso. Bastava vincere, non mi interessava niente. Felicissimo per tutti. Un campionato decisamente da essere soddisfatti, dati i risultati che ti hanno portato ad essere tra i primi 3 marcatori del campionato. Ma guarda, ormai a 33 anni mi interessava solamente vincere il campionato con la squadra del mio paese, quindi è normale che da attaccante voglio sempre far gol, ma tanto nel senso quello che devo fare l'ho fatto, volevo solo ritornare a giocare nella squadra del mio paese e cercare di portarla più in alto che potevo. Emozione, attesa o inaspettata? No, attesa no, neanche inaspettata, però è tutto merito dei ragazzi che da agosto che si stanno facendo un grosso sacrificio. Venire a Sant'Olcese è sempre veramente difficile perché comunque la distanza è quella che è, però veramente da fare un plauso a tutti loro, sicuramente un gruppo fantastico. Si dice sempre quando si vince il campionato, però questi sono veramente 20 ragazzi ed è un'amicizia fra di loro massima e c'è da essere solo che orgogliosi.